La scuola non è finita per tutti. Mercoledì molti studenti torneranno in aula per affrontare la prima prova dell'esame di maturità, che si articola in prove scritte e una orale. Quest'anno a dare preoccupazione in più ai maturandi ci sono gli esaminatori, perché se metà di loro è conosciuta agli studenti, essendo composta dai loro stessi insegnanti, l'altra metà viene invece pescata da altre scuole della provincia, portando volti sconosciuti di fronte ai ragazzi. Per quanto riguarda la prima prova al tema, le tracce saranno uguali per tutta Italia. Tra le varie supposizioni degli studenti c'è Dante, visto che ricorrono i 750 anni dalla nascita, ma potrebbe anche esserci la Prima Guerra Mondiale in occasione del centenario dall'entrata in guerra dell'Italia, o sulla seconda, conclusa 70 anni fa. Molti invece puntano sull'attualità con i temi forti, dall'immigrazione all'Expo, ma anche la questione ISIS o l'elezione del Presidente della Repubblica Mattarella. In Veneto sono 36.682 gli studenti chiamati ad affrontare la prima prova, 197 in più dello scorso anno, mentre 714 i candidati esterni. A loro l'augurio del governatore Zaia. 36.000 nuovi progetti di vita stanno per spiccare il volo verso il futuro, ha detto. Per ognuno di loro e per i loro insegnanti che li hanno accompagnati in un difficile ma entusiasmante cammino formativo è obbligatorio un tifo da stadio da tutti noi. Siate umili, continua, ma consapevoli del vostro valore. Siate leali con voi stessi, non dimenticate che avete avuto ottimi insegnanti e che ciò che vi hanno trasmesso vi ha arricchito e fatto crescere. Sappiate, conclude, che siete voi il futuro di una regione che vi stima e vi ama.